L'Unione Nazionale degli Autotrasportatori di Merci ha deciso di fermarsi dal 4 aprile a causa del caro carburante. Questo a seguito di un incontro con il governo che si è concluso con un nulla di fatto. Abbiamo deciso perché dopo l'incontro di martedì che abbiamo richiesto del rispetto delle regole, di riuscire a stare nel mercato e questo problema energetico il governo non ha dato niente, ha dato delle regole di intenti che non servono. Quindi siamo stati costretti a fare la programmazione del fermo dal 4 aprile in modo che il governo decida in modo deciso e adeguato di sostenere il trasporto italiano che è per una ripartenza del trasporto, della logistica e di tutto quanto. Quindi anche i 15 centesimi per noi, se c'è un costo industriale basso, potrebbe essere impattante. In questo momento serve poco, serve perché serve anche per tutti i dipendenti, i committenti, per tutti quelli che stanno viaggiando in questo momento, perché un problema energetico è un problema. Per noi è tanto impattante, ma non solo quello, anche tutto il discorso della filiera delle regole ci serve perché dipendenti, assicurazioni, soste, burocrazia, revisioni, acquisto di mezzi, non c'è più una programmazione e noi non possiamo sempre anticipare tutti questi costi senza sapere come va a finire. Noi abbiamo bisogno di più, abbiamo bisogno di anche delle regole in cui ci possa in qualche modo dare un sostentamento maggiore. Se in queste settimane il governo non interverrà, gli autotrasportatori si fermeranno e a rimetterci sarà l'intero paese, perché le scorte, soprattutto quelle alimentari, non garantiscono una lunga copertura. A questo si aggiungono le speculazioni denunciate dal ministro Cingolani che mantengono elevato il costo di carburanti e additivi. C'è un po' di speculazione certamente, ma c'è anche probabilmente una difficoltà ad approvvigionarsi perché con la guerra in corso non credo sia semplice portare a casa tutto il carburante che ci serve. Mi dispiace che Cingolani parli di speculazione, visto che lui è il Ministro della Repubblica e dovrebbe essere il primo ad affrontare un aspetto speculativo, visto che stiamo parlando di carburante e che è fondamentale per il funzionamento non soltanto dell'autotrasporto, ma di tutta una serie di altre attività che vengono svolte in questo Paese. Quindi il primo intervento avrebbe dovuto farlo lui, senza aspettare che i trasportatori facessero un po' di confusione, no, in mezza Italia per sollevare questo problema.